Storia di vino di Friuli Venezia Giulia. Oggi parliamo di due argomenti in particolare. Il primo riguarda un vino, il secondo riguarda un qualcosa che ha più a che fare con il territorio. Una canzone bellissima che quello che le donne non dicono intonava siamo così, è difficile spiegare, eccetera, eccetera. E quello che le donne non dicono potrebbe essere anche avvicinato, parafrasando questa canzone, con quello che i friulani non bevono. Che cos'è quello che i friulani non bevono? Beh, il Pinot Grigio. Il Pinot Grigio è un vino straordinario ed è incredibile perché voi dovete sapere comunque il Pinot Grigio arriva qua nella seconda metà dell'Ottocento, almeno nelle colline del Friuli Venezia Giulia, quindi nel Collio, poi nei colli orientali e poi nel resto. Rappresenta un quantitativo di vino enorme, nel Collio è quasi il 30% della produzione, nei colli orientali arriva quasi al 16%. E del resto poi la DOC del Pinot Grigio di Friuli, Venezia Giulia, Veneto e Trentino rappresenta un numero sterminato di bottiglie che per la maggior parte vengono destinate all'estero, in particolare agli Stati Uniti. Stati Uniti che definiscono il Pinot Grigio, dovete sapere, come afternoon wine, cioè il vino del pomeriggio. Poi è bello fargli assaggiare qualche vino che arriva dalle colline del Colli, eccetera, con 14 gradi e quindi buon pomeriggio, cari amici americani. È molto bello pensare che questo vino che noi conosciamo nella versione bianca, ma che in realtà è molto delicato ed è molto più tradizionale nella versione ramata, è capace di esprimere un qualcosa che in 150 anni gli permette di poter dire di essere il lettore della nostra terra. In questo senso il Pinot Grigio è quello che i friulani non bevono, perché è difficile trovare in un bar in Friuli il Pinot Grigio, anche in carta. Non è un vino che solitamente viene ordinato dai friulani, diciamocelo. Io non lo so per quale motivo, però prova a immaginare. Voi sapete che molto spesso nelle case dei friulani il vino buono viene tenuto per gli ospiti, ovvero non si apre la bottiglia buona se non per qualcuno che deve arrivare, no? Quella tienila da parte che quando arriva qualcuno la apriamo, perché non pensiamo mai che il meglio che debba essere prodotto rispetti quello che noi siamo o comunque debba essere dato a noi. E questa è una cosa molto tipica friulana, che preferiscono consumare i friulani quello che hanno in casa piuttosto che cercare che comunque in casa hanno qualcosa di buono da poter consumare loro prima di darlo agli altri. L'altruismo friulano vince su quello che è la loro abitudine al consumo. In questo ovviamente il Pinot Grigio diventa certo un viatico per far conoscere il Friuli nel mondo, soprattutto per la sua espressività nelle zone storiche, parliamo di colli e di colli orientali, ma anche per quello che rappresenta nel mercato. In questo poi c'è di mezzo quello che è il lavoro dei consorzi. Vedete, i consorzi sono fatti dai produttori. Molto spesso non si capisce bene quello che facciano i consorzi, ma sono quelli che sono in grado di raccogliere, o che dovrebbero essere in grado di raccoglierle, le identità dei territori. Vedete, il rapporto tra consorzio e territorio è un po' lo stesso che c'è tra marito e moglie, o tra moroso e morosa, o tra moroso e moroso, come volete, comunque in un rapporto di coppia, dove il consorzio in questo caso è il marito e la moglie è il territorio. Il territorio continua a chiedere, a chiedere, a chiedere attenzioni, a chiedere di fare qualcosa, mentre il marito se ne sta bolso e fino a quando non è davvero grave la situazione non si muove. Mentre le attenzioni che vengono richieste dalla moglie, il territorio in questo caso, devono essere ascoltate, altrimenti il territorio andrà a cercare un altro marito in questo senso. La forza dei consorzi sta e starà sempre nella capacità di leggere ed ascoltare le necessità del territorio, così come in un rapporto di coppia. Io credo che la potenza che i produttori possono trovare anche nel lavoro di un consorzio sia quello di accorgersi e di far accorgere, in questo caso il marito, ovvero il consorzio, delle attenzioni che sono necessarie. Un'ultima cosa. Quando uscite questa sera per l'aperitivo, provate ad ordinare un Pinot Grigio. In particolare andatelo a cercare nelle colline, non perché in pianura non sia buono, anzi, ma semplicemente per iniziare a fare quello che già si diceva, andare a cercare i luoghi in cui viene fatto un vino, scoprire quali sono i luoghi e capire quali sono le differenze che i luoghi riescono a riproporre nel bicchiere. Fate questa prova,
perché facendo questo scoprirete che anche voi avete un'identità da inseguire, un po' alla volta, bicchiere dopo bicchiere.